Ragazzi, siamo qui con Woba, pazzesco, perché dico sempre incredibile. Oggi facciamo sto video che è stata una mia idea, ma mi sono già pentito, poi Woba mi fa... Ok, ma sono pentito anch'io. Dobbiamo a freddo chiamare le nostre ex. Allora, abbiamo fatto, siccome che te Woba hai meno ex praticamente, giusto? O ex o magari anche persone con cui... Diciamo che per la nostra categoria basta un limone. Allora, la sfida è questa. Ecco. Io e Woba faremo 5 chiamate. Abbiamo 5 slot per chiamare queste 5 ragazze. Se non rispondono, sono 0 punti. 0 punti, niente risposta. A meno che, perché comunque, insomma, può anche essere, la chiami, sta qua, dice... "Ah!" Conta che sono anni che non le sentiamo. O magari era impegnata. E richiamano, E si richiamano. può anche rivedere il voto. Un punto se rispondono e ci mandano a cagare, 2 punti se invece rispondono e sono felici. Esatto. Giusto? Esatto. Non sappiamo ancora cosa le diremo. Esatto, la giochiamo alla pari perché abbiamo capito che abbiamo una persona e mezza che abbiamo avuto una relazione seria, giusto? Ma io metterei anche 2, diciamo che ho avuto una relazione più seria e una più corta. Ok. E 3 che basta il limone, Ok. che non siamo andati oltre a... Cioè, scusa, il minimo è stato il limone, però non abbiamo avuto una relazione con questa persona qua. Ok, io ne ho solo una con un limone, sono andato oltre con tutte le altre, anche le altre. Ok, l'ansia sociale è alle stelle, si può toccare con le mani, no? Io non te ne facciamo un cazzo. Oddio, allora, dopo quello che mi è successo negli ultimi 2 giorni non sono tanto nel mood, però... Ci sta, per il content e questo è altro. Sono fuori di testa. Io farei pari o dispari per chi inizia la chiamata. Ok. Io pari. Oh no, stesso carta forbice. Ah, ok. Più bello. Vabbè. Sei... Niente. Ah! Comincio io! O cominci tu? Ma che... Com'è? No, Comincia chi te. vince? No, chi vince? Comincia, com'è? Io pensavo che fosse più una sofferenza, sinceramente. No, comincio io, via! Ok, allora io adesso, la prima che ho messo è una ragazza con cui è stata una cosa molto particolare. Se volete dico anche il segno zodiacale. Ma che cazzo me ne frega, signor Zodiacale? No, perché faccio cioè, capito? Non hanno un nome, facciamo il segno zodiacale che è meglio. Ma io non li li so il segno com'è. zodiacale. Vabbè, comunque è l'ascendente poi ovviamente. Ma Perché... che cazzo stai dicendo? Vabbè, comunque... Ma stai a te, cos'è che sei, scusa? Fammi capire che segno è che sei. Acquario, Ok, ascendente pesci. quindi se tu fossi nato tipo a dicembre saresti una testa di cazzo, sai cosa vuol dire? No, non c'è... non ci sono giudizi, non c'è brutto o cattivo. Cioè, il segno zodiacale basta, quindi... Vabbè. Luna in toro. Questa Comunque, è un'altra storia. Aspetta, da quant'è che non la senti sta persona? tantissimo, sono Tipo? pre-Covid. Cioè, Quindi, un anno prima, 2 anni prima che partisse il Covid. Quindi più di 5 anni sicuramente? Sì, e l'ho soprannominata Le. Ok. Perché una volta mi pare che fosse vestita di nero e di bianco a macchie e tipo sembrava una mucca. Mi sembra. E tipo la chiamavo le mucche fanno mu. Capito? Ah, vabbè. C'era questo aneddoto e quindi non volevo scrivere tutto le mucche fanno mu e ho messo Le. Che Basta. ansia, ragazzi. Però sta qua, ci sei stato assieme o no? Non ci sono stato assieme, c'erano dei mezzi propositi, siamo andati oltre il limone. Perché non sono passati 2 anni prima della conoscenza? C'è stata una tresca particolare, io l'andavo a trovare a lavoro e molto emotiva lei, non riuscivo a capire, a equilibrarmi, poi dopo insomma. Vai, dai. Vado! Carico, metti via la voce. Si sente proprio la tensione. Mamma mia, ragazzi. Cazzo gli dico? Non lo so. Cazzo le dico? Le... No, questo non risponde, bro. Cioè, tipo, vede. Vabbè. Cazzo Se non vuole- risponde, fai 0 punti. Cazzo vuole sto coglione, butta via il telefono. Subito. Vabbè. Cioè, già Ci lo sta, so. Ci sta. O sta lavorando, oppure... Iliad, rispondi il servizio. E 0 punti, attenzione! E già sappiamo che è Iliad. Adesso è la prima mia. Madonna, mi tremano un po' le gambe, però si fa.
Dai, spacca il ghiaccio. L'ho Vai, spaccato vai. io. Madonna di Dio. 0 punti. Allora, questa qua che chiamo, cazzolo, porco Giuda, com'è che l'ho chiamata in rubrica? Ah, Pianzotta. Pianzotta. Sì, perché si lamentava parecchio e... Ok. Di te? Si lamentava di te? Dai. Che ansia. Che ansia, ragazzi. Si lamentava di te? Senti la battarella. Ma sì, ma entra con una scusa. Comunque, Offerta di lavoro. Faccio un pronostico. Secondo me, appena la chiamo, si caga in mano. Sì. Ma che... Paura. Paura. Sì, ansia. E secondo me non mi risponde. Stai male. Però mi richiama. Ok. E devo dire che questa qua nella relazione non la sento da 4 anni. 4 anni. Covid. No, un po' dopo il Covid. Appena finito il Vabbè. Covid, adesso non mi ricordo. Sì, aspetta, vai a pensare. No, dai, più di 3 anni sicuro. 3 anni e qualcosa. Forse è già più facile, un po' più Boh. fresco, sai. Forse. Ma Mari pensa che sia qualcosa di importante, quindi Mari risponde. Ciao, ti sei dimenticata. Vai! Ti sei dimenticata le mutande Aspetta, a casa mia? che cazzo gli dico, po' boy a Ha casa? messo giù. Gli ha fatto uno Aspetta, squillo. aspetta, devo pensare cosa devo dirle, però. La conosci anche te? Un'offerta di lavoro. La conosci anche te? Come si chiama? Beh, proprio neanche devo dire. Boh, non mi ricordo. Come non ti ricordi? Ma chi? Ne conosco tante di Amica del... Ah, vai. Vabbè, gioco facile, se non risponde ea, potremmo anche a finire. No, No, la salutiamo, dai, diciamo cosa stiamo esatto, facendo. se la conosco anch'io gli dici. Tanto mi manda fuori in culo. Ti saluta Uoba. Sì. Non ho messo nella lista sua amica. Tanto se mi risponde un punto, vaffanculo. No. Sì! Intanto ho un punto. Ciao, ma sono con Uoba, ti salutava. Ciao Vale, ti ricordi di me? Sì, ti ricordi? Ah, ok. Come stai? No. Perché stiamo facendo... Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un content su... Abbiamo fatto una sfida. Io e... Stiamo chiamando 5 nostre ex ragazze. Vabbè. Chi ci risponde, chi non ci risponde sono 0 punti. Chi ci risponde male 1 punto. Chi ci risponde bene sono 2. Quindi dai, 2 punti posso averli presi, dai. Esatto, io ho già fatto una chiamata e sono a 0. Si manda a fare in culo subito. Tu sei la prima chiamata, però non prenderla male, è stata una sfida così e anche un'occasione comunque per salutarti. esatto, per sentire come ci si sta, ecco. Bene. Ma immagino, c'è sempre disastro. Beh, allora il tuo nome non c'è No, infatti. nel video. Stiamo facendo contenuti così per passare un po' il tempo. Ecco. E... Non ho casa da fare. Beh, dai, sì, ma tu non puoi dire un punto mentre lei risponde. Ma perché non pensavo... Ti sei gasato tantissimo. E siamo con la seconda chiamata. Aspetta, ma parla un attimo, chi è sta qua? Ma è la stessa mia, tra l'altro. No. No, pensavo... Lei la conosco da quando ho 2 anni. Dove è? La conosco. Buonasera! Come andiamo? Oh, Cici, che dolce, che piacere. Tutto bene, guarda, sono quasi arrivata a casa perché sono rientrata da lavoro. Ma mi tocca darti 3 punti, però voy a casa. Ma in che senso sei tornata da lavoro? Da dove vivo io? Sì, da dove vivi tu, verso Lesana. Cioè, pensa. No, allora io sono con un mio amico. Adesso ti spiego il motivo della chiamata subito. Sono con un mio amico che stiamo facendo una sfida e dobbiamo chiamare le nostre ex e vedere se ci rispondono. Aspetta che sta già morendo, ma spiega. Ma chi è? E il tutto... Come giochi facile perché abbiamo... bastardo. Perché cosa? Perché abbiamo un bel rapporto, ogni tanto ci sentiamo, quindi giochi facile come... Bel rapporto, cioè sbuchi fuori, tipo mi dici ciao, come stai? Io ti rispondo e dopo basta, per mesi non esisti più. Che cazzo di rapporto è questo? Vabbè, però insomma
ma non ci siamo neanche lasciati a peste di corna che ti odio, se vedo il tuo nome, oh mio Dio, non rispondo. Ah, ok. Poi hai spiegato al tuo amico che siamo stati assieme tipo 20 anni fa ed eravamo ancora dei cuccioli. Che carino. Ma difatti non mi ha spiegato un attimo. Di solito facevamo un intro per capire 20 anni fa. Sì, ma se 20 anni adesso. Scusa. No, allora. No, 20 anni fa no, però 12 buoni sicuro. Quindi 2010. Ti spiego. Allora, quando io ero piccolino, che avevo 2 anni, mia nonna mi portava a casa di sua mamma e mi faceva da babysitter e lei aveva 1 anno. Però dopo quando io all'età di 3-4 anni non venivo più. Non venivo più da te, capito? E poi ci siamo ribeccati a scuola. Bravissimo. Pensa a te. Capito? E a scuola. È andata proprio così, e parlando, capendo chi sei, ma no, mio zio Resana, abbiamo scoperto che da cuccioli giocavamo assieme e quindi le nonne si conoscevano e quant'altro. Ma posso dirti una roba, non vi passa proprio che state facendo sto gioco? Cosa ti ha capito? state facendo? Un po' nella fase sì, che vorrà ancora tanto wild. tempo. Sì. Un gase. Wild. Che ne sai? No, è così, ha ragione, ha ragione. Però tu te o niente invece. Sì. 2 giorni fa sono stato liquidato. Vabbè, ma ti racconterò quando ci becchiamo. Dai, volentieri, mi ha fatto piacere la chiamata anche se era un gioco. Comunque dai, ne approfitto e magari ci vediamo per fare un aperitivo e fare 2 ciaccole. Daghe. Va bene, ciao ragazzi, buon divertimento. La prossima che chiami chi è, Teo? Attenzione qua. Ma perché, scusa? È già gelosa, ha già fatto conquiste. Chiedo perché insomma so di me, so di... Hai provato a chiamare tipo, non so, la Nicole? No, perché non l'ho mai limonata. O quella dopo, chi era la rastona con cui stavi dopo di me? Ce n'era una di bionda, no? Ah, no, potrei provare. Ma che negare, Brava, potrei provare. No, ma infatti, cioè, io ormai le conosco praticamente tutte, per cui insomma. Sì, perché questa qua non ha Instagram, ha un profilo fake. Ha un profilo fake che mi segue con un profilo fake. Sì, però tu non devi divulgare queste cose a tutti. Ma che ti sta chiamando qualcuno? Dai. Che è quella di prima, no? No, un amico mio. Che buttato. Vabbò. Ma chi è sto ragazzo qua, Teo? Chi è? Il botte. Chi è? Però ragazzi, ho dovuto tagliare un attimo perché qua la chiamata andava per le lunghe, ha quasi riconquistato una sua ex. Cosa ne pensi? No, penso che allora lei di base è una chiacchierona. Sboroni. Però quando sparisce, capito? Quindi. Però io posso regalarti un punto in più perché si vedeva che hai quasi fatto una cosa oltre alla mia idea di fare ste chiamate. Hai addirittura riconquistato. Facciamo il 2 punti? 3 punti. Ma perché 3? Perché 1 è se solo ti risponde di mandare a fare in culo, è già un traguardo. 2 se comunque è una conversazione piacevole. 3 hai perfino organizzato una puntata. È vero. Ragazzi, io farei un applauso a roba incredibile. Adesso praticamente toccherebbe non me l'aspettavo. Dai. Toccherebbe la mia seconda. Che bello questo format. Mamma mia. Mi casa. Fa ansia, raga. Lei fa ansia, sì. Tra l'altro se di arrivare la mia attuale e spero che vabbè, insomma. Comunque sta qua la conosci, sta qua? No? Forse già sentita. Comunque io ho una memoria per i nomi stranissima. Lei non la sento da... Ogni tanto ma le spammavo qualche festa che facevo, però non la vedo da... 10 anni no, dai. Prima del Covid sicuramente 27-8 anni non la vedo. Ci sono stati insieme 12 anni fa. Sì, ma vabbè, 6 mesi però intensi, posso dire. Vado? Che segno è? È nata a giugno. Adesso? Ma adesso. Vai. Siamo a novembre, zucca. No, secondo me o non mi risponde, è molto probabile che non mi risponda, o mi risponde bene, non penso che... Mi è venuto mal di testa. Che sborami. No, non ho tanta ansia per sta qua, sotto che mi dica. No, potrei, adesso mi è venuta in mente una che mi manda fuori in culo stecco poi proprio pesantemente.
Niente, vabbè dai, ancora. Ormai dove va? Basta. Tanto, posso dire? Boh. No, finché non c'è la cosa Ma telefonica. tanto la gente che ha il telefono in mano 24 ore su 24. Vabbè, non si sa mai, bro. Magari si sta asciugando le mani e risponde toccando col naso. Tu fai tipo così col naso. Beh, è una nappia. Beh, hanno già capito chi è. Aspetta. No. Vabbè. Messo giù. No, sarà cascanina. Niente, la mia seconda non ha risposto, quindi siamo... tocca la tua terza, sai. 1 a 2, 1 a 3. Io sono a 2 e tu a 3. Tu sei a 2 perché hai risposto bene, sì, vero? Sì. Spiegaci chi chiamerai adesso. Sono indeciso. Sbottigana un bancale del Monara. Scegli tu. L'ultima, un bel nome. Ok. Spiegami chi è sta qua. Conti me. Allora questa ragazza qui... Cazzo. Vabbè, è una ragazza con cui ho fatto delle avventurette, andavo al mare, un po' matacchiona. È quella che ha detto la ragazza di prima, mi fa, ti senti ancora con quella lì rastona, che non era rastona, però si è fatta delle trecce bionde. Ho capito. Chiamo quella, che è quella che mi ha suggerito, capito? Sì, sapevo che era lei perché è l'ultima che hai scritto, però volevo capire un attimo ok. cosa avevi, cioè come l'hai conosciuta. L'ho conosciuta, non mi ricordo benissimo dove, come, quando, cosa. Comunque, visto che voleva che si sapesse il nome, ma Aniska si chiama? Sì. Ma che nome è? Quando ha partorito, sua mamma ha dato il nome dell'ostetrica a sua figlia. L'ostetrica è quella che ti fa partorire, no? Quella che ti aiuta, giusto? Sì. L'ostetrica si chiamava così e sua mamma gli ha dato lo stesso nome. Che strano. Vabbè, dai, vai. Allora, spacca però, nome strano. E vediamo se ho il suo numero, però. Sì, no, pensavo fosse qualche nazionalità. Ce l'ho il suo numero. Posso appoggiare il telefono? Non so cosa dirgli. Vabbè, gli faccio uno scherzo a questa adesso. Secondo te risponde? Aveva la Dacia. Che macchina aveva? No, secondo me non risponde. E spero che non risponda da una parte. Perché veramente non... Ci siamo lasciati in un modo strano. Però... Le voglio bene, ma... Da una parte... Aspettiamo il vivo. Per me è per buttare giù. Guarda, per quello che mi riguarda, una persona... 5 secondi, se no basta. Vabbè. 2 squilli, se non risponde non risponderà mai più. Vero? Sì. Basta, fine. Magari ha cambiato il numero. No, Se suona, a chi io dà il numero suo? Al prete? giustamente. Tocca a me allora. No, questa qua... Posso dire, secondo me risponde, perché non dovrebbe rispondere? Io non voglio raccontare però la storia, perché non è tanto bella da raccontare, secondo me. Cioè, Sono curioso adesso. te la racconto fuori onda. Ok. Un puttanaio, boia a cazzo. Ok. Vediamo. Può gasare. Ma secondo me non risponde. Peccato magari, ma che cazzo... Non ho detto quanto non la sento, ma... No, beh, l'ho vista, sarà 3 anni fa. 3 anni e qualcosa fa l'ho vista, però non ci sentavamo da una vita. Certo che andare indietro col tempo così. È stradimagrita, tra l'altro. Così, sta coltellata proprio così. Niente, siamo ancora a 0-0. Cioè, scusa, cioè praticamente di 3 chiamate a testa, giusto? Tu stai facendo la quarta, di 6 chiamate 2 ci hanno risposto. Vai. La tua quarta questa qua. Sì, dai, chi... A sto punto se non ci rispondono possiamo provare anche a farne 6, dai, vediamo. Se proprio ne va proprio mai. Vabbè, dai, chiamo questo. Vai. Però hai visto come ti è scesa l'ansia dopo la prima? No?
Informazione gratuita. Il proprio- numero da lei chiamato non è abilitato a ricevere chiamate. Addirittura. Forse ha cambiato La proprio chiamo su numero. WhatsApp. No, se fa così avrà cambiato proprio un numero, sai. È tanto vecchia sta qua. Ne aggiungo un'altra io. Allora, Vai. chiamo questa che una volta ci siamo lasciati malissimo perché stava facendo un gioco che si chiama Piccolo. Tipo è un gioco che fanno, un gioco da tavola dove ci sono delle penitenze e la penitenza è caduta a lei che doveva chiamare uno. Mi ha chiamato, oppure non mi ricordo, mi ha scritto un messaggio, mi ha detto vieni qua, vieni a trovarmi, è una cosa importante, vabbè. Io era tanta strada da fare, ho preso la macchina, sono andato da lei alle mezzanotte e mezza, così sono andato da lei, la chiamo, non mi risponde, le suono, esce, e facevo cosa c'è, tutto a posto? Ah, ma sei tu? Sì. Scusa, stavo giocando con i miei amici, hanno preso il mio telefono e hanno fatto loro. Faccio, ma- vabbè. Chiamiamola e chiedele scusa, dai. No, lei mi deve chiedere scusa. Va bene, lo stesso. Senza toccare come il mio. Però non so, sai, se No, mettere, non sei in vivo, sai. se mettere come content sta roba. Tanto secondo me non risponde. Cosa gli dico? Ma che cazzo ne so? Ma sì, magari... Le dico. Quanto è passato, scusa? Tanto. E ora, dai, magari cosa ricorda, tasbolo. Pronto? Buonasera. Incredibile. Come stai? Incredibile. Ma chi sei? Ah, hai cancellato il numero? Sì, non so chi sei. Ok. Un punto solo qua. Vabbè, allora Paco. No, ma dimmi chi Vabbè, sei. ma dile chi sei. Ci siamo dai. conosciuti a Padova, all'Anima Underground. Oh Maria. Come stai? Bene, dai, tu? Abbastanza, ma dai, come ti è venuto in mente di chiamarmi? Sto facendo una garetta con un mio amico. Guarda che si devo bucare. Oh mio Dio, non voglio sapere che tipo di gara. Stiamo chiamando, Con parole tue. Madonna, stiamo chiamando Chiamando. le nostre ex e chi risponde ha un punto, se non risponde 0 punti, se tipo la chiamata va avanti come sta andando adesso sono 2 punti. Mannaggia, allora ti ho fatto recuperare 2 punti. Direi di sì, dai. Direi Esatto. Di sì, dai. Direi di sì. Dai, allora è una fortuna. Ma a questa età fai ancora queste cose? Siamo Sì, per- ancora... No, te hai già fatto i 30, sì. Per distrarmi, sì, faccio ancora queste cose. Va bene, fai bene. Sei ancora lì, vivi ancora al stesso posto? Sì, Bene, bene. ho avuto Dai, è stato un piacere. Anche per me. Ciao, 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 ciao. Sei già a 4 punti. No, scusa, 5 punti, sei te. Che sboro, sta qua non aveva il tuo numero, però si è ricordata. Si è ricordata non avendo il tuo numero, detto dove... Pazzesco. Ma cosa vuol dire abiti ancora là? Non è mai venuta da me. Vabbè. Vabbè, magari le avrei detto dove stai. Pazzesco. Quindi siamo... Tu sei a 5 punti, io ancora a 2. Che plot twist, oddio. Ma io ti giuro che spero che non mi che non rispondano da una parte. Ma va a cagare. Molto da una parte. Ormai sì, anche A questa perché- età fai ancora queste cose. Cagame. Vuol dire che le ultime 2 mi devono rispondere anche bene, se no ho perso, Questa qua... Sbavava 2 tette una volta, sta qua, vediamo se mi risponde. No, adesso è un bambino, non so. No, può anche essere, sai, non... Cioè, devo farmi prendere. Non è la mia ex. Devo farmi prendere per il culo comunque, vedi? Mi prendono per il culo. È questa la cosa, cioè non è che tipo. Sta buono, che ho ansia. Non è tipo che cazzo mi chiami, che cazzo vuoi? Mi prendono per il culo. Sì, ma comunque ti rispondono bene. Ragazzi, qui sto perdendo. Dai, rispondi voi a can. Che poi neanche ne mericiamo a ste troie. Neanche un messaggio, ti serviva qualcosa un po' più. Ho capito chi è, bionda. Adesso è rossa, mi pare. Sta verso zona mia. Sì, bravo, sì. Ah, la conosco allora. Sì, ma non mi caga. Posto. Niente. Con lei avevo avuto mezzo. Beh, non so chi non abbia avuto mezzo.
Io l'ho sì. l'ho troncata perché ho capito poi. Anzi, le sue amiche, ero piccolissimo, le sue amiche mi hanno detto. Che lei è più grande di te, sì, ma di poco. No. Un anno, due. Sembra tipo indovina chi. Le sue amiche cercavano di convincerla di lasciarmi. Ok, mi ha lasciato, poi pentita è venuta a dirmi sta cosa e ho detto ascolta, se devi ascoltare le tue amiche sì. No. Comunque parliamo veramente di inesistente. Questa è la tua ultima, la tua quinta. Che ansia, ragazzi. Pronto? Buonasera. Ma che cazzo? Ciao. Da quanto? Come stai? No, tutte le chiami. Ma bene, ma perché mi stai chiamando? Allora, intanto mi fa piacere sentirti. Ok. Sento che non sei da solo. Non sono da solo perché sto facendo una garetta con un mio amico. Ok. Giusto perché ci annoiamo. E stiamo chiamando le nostre ex o barra piccole relazioni, cioè dal limone in poi. Stiamo chiamando dal limone in poi, capito? Mi sta dando via comunque, mi sta preparando perché le rispondono tutte, è la quarta so che ti risponde. Non lo so. Ma che cavolo, mi ha fatto strano, ho detto che boh. Immagino per quello, vabbè, a migliaia come sai, vabbè. E quindi... Non hai spiegato la sua storia però. No, è vero. E quindi stai vincendo, bravo. La manetta anche. Ecco, vabbè, ma perché c'era un'amicizia tra di noi, era tutto, è sparito da un momento all'altro, bro. Che merda che ti sei. Sono sparito, vabbè, dopo ti spiego meglio a separata sede, però comunque... veniva a mangiare a casa mia, eravamo super best friend, poi è sparito, capito? Non si fa. Ragazzi miei, proprio... Vabbè, comunque, se vuoi ci sentiamo meglio più tardi e ci raccontiamo un po' di cose. Meglio. Va bene, ok, dai. Ti ringrazio, ho fatto quanti punti? 2 o 1? Qua tanto ormai ho perso, Cioè, allora praticamente se non mi rispondi ti ho spiegato come sono i punti. No. Se non rispondi sono 0 punti, se rispondi 1 punto, se sei contenta della chiamata 2. Esatto. Non rispondo. No, ok. Sono contenta della chiamata? No, non sono contenta. Non sei contenta? Sì, ha detto no, di sì. No, come no? No, poteva farsi sentire un po' prima. Senza la scusa Quindi sono fuori gara. Niente 2 punti, fagli solo 1 punto. Ecco, zappa, mani. Decide lei, va bene. Ok. Esatto, hai ragione, giustamente. Dai. Ciao, buona serata. Però ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Intanto comunque ti ho trovato da chiavare come un drago. Hai sentito? Ora un ragnetto. Non passavo un cabello. Hai sentito che ha detto chi cazzo è? Sì, vabbè, ma non importa. Ma aspetta. Il suo amico ha capito da limone in poi. Ho l'ultima, ma comunque anche se mi risponde ben, che non penso. Vabbè, proprio, puoi fare 3 punti anche tu. Posso arrivare a 4 al massimo. Puoi fare 3 punti anche tu. Ma come cazzo volevo salvare in rubrica? No, non ce l'ho neanche in rubrica. Fa stranissimo fare sta cosa. È troppo strano fare sta cosa. Aspetta, non riesco a un'altra. Aspetta un attimo, scusa, come l'ho salvato in rubrica? Sì, ok. Fare sta cosa è troppo strano. Voi da casa non potete capire il nostro stato d'animo. Però posso dirti che la prima era ansia, adesso sono tranquillo. Giunfia come... Vabbè. Chiamiamo... non ti ho neanche detto, sta qua... storia che ti dica. Scusa, sto facendo un po' di... Voglio che un po' di atmosfera. Che bello. Vediamo se risponde. Una relazione un po' strana, posso dire. Camminava con gli occhi. Ovviamente una canzone che parla di lei. Casomai se mi risponde facciamo un'altra con la rivincita. Sì! Ti sei perso per caso? Scusa Mary, tutto bene? Sì? No, so che mi manderei a cagare, che sarai indaffarata, avere le robe da fare, che stiamo facendo un video, stiamo facendo una sfida e dove chiamiamo le nostre... aiuto. Dove chiamiamo le tipe con cui abbiamo avuto una relazione o qualcosa. Abbiamo avuto una relazione per caso, davvero? Non lo sapevo. Abbiamo fatto qualcosina da limone in poi, da limone in poi basta comunque. Beh, comunque qua è un punto, cioè proprio mi sta liquidando. E chi allora è 0 punti se uno non risponde,
Un punto se mi risponde male come stai facendo te. 2 punti se mi rispondi bene. Comunque sto perdendo. 3 se ti fa piacere la chiamata. No, vabbè, figurati. Tutto qua. Direi che hai già perso. Ma ho perso anche se mi rispondevi bene. Ma perché? Sì, ormai. Ma dai, il botte, come si fa a non volergli bene? Infatti, dai, alla fine, no? Quanti punti gli dai? 2 minimo. No, forse se me ne dai 3, che è impossibile, pareggiamo. Dai, mi sento buona oggi, facciamo 3. Sì! Pensavo 2,5. Bella. Ma ok. dai, quindi era un'altra possibilità. Buon dai. Comunque sei a posto, tutto a posto, insomma. Come Tutto a stai? posto. Sì, dai. I cani? Non li A sento. posto. Dai, vedi, Anche quelli. ma li hai zittiti, non li sento più. Cosa? Li hai zittiti, che so che facevano sempre casino. No, è uno. Ho cambiato casa, per cui è molto grande, quindi uno è da una parte e l'altro dall'altra. Vabbè, dai, Vabbè. ci sentiamo, dai, casomai, va buon? Ciao, Vabbè, grazie dai. intanto. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Attenzione! Quindi abbiamo Ripresa, la battaglia finale. Una chiamata. la rimonta. Tipo roulette russa. La sfida finale, roulette russa. Facciamo un'altra volta sasso, carta o forbice. Chi vince inizia a chiamare. Vai. Che sboro, fanculo. Sei troppo culo, vai. Tanto ti penso chi c'ha. Cosa c'entra culo? Che sboro. Subito, tac, così. Ah, devo raccontarti. No, vabbè, ormai. È una relazione seria. Tanto ormai Devo dire anche la nazionalità non è italiana. Facevo invidia a tante persone con lei. Ah, Non la conosci? Tanto tempo fa è successo. Ah. Tanto tempo fa. Pronto? Dio. Buonasera. Fanculo. Hai eliminato il mio numero? No, non ho eliminato il tuo numero, dimmi, ciao. Ciao, come stai? Sei indaffarata? Ti disturbo? No, stavo mettendo su una lavatrice, dimmi. Ah, no, niente, sto facendo un content, sai che è bruttissima da dire come cosa, però mi sto annoiando con un mio amico e stiamo facendo una garetta e dobbiamo chiamare le nostre ex e vedere se non rispondono sono 0 punti, se rispondono 1 punto, se rispondono bene sono 2 punti. Dai, bene, questa è una è fatta, passa alle prossime che sono sicura che risponderanno anche loro. Comunque ho visto che... vabbè, ti richiamo dopo per parlare meglio se Tanto vuoi. hai vinto. Quanti mi dai? 1 punto o 2? Ma hai vinto a prescindere. Ciao. Ecco. No, Ciao, scusami. Ciao, niente, ciao. uno è. Più uno. No, ma questa qua è tanto incazzata. Comunque, vabbè. Perché ormai siamo nel mood, nel flusso. Che se sta qua era la prima, te cagavi mai, capito? Ormai siamo entrati nel mood e vabbè. Niente, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima, perché ormai ho perso. Ma tu avevi già... Non mi risponde. E noi ci vediamo alla prossima puntata. È arrivata la Pussy. E vieni a farti vedere anche te.